Piena solidarietà arriva alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra di Naro da parte dell'Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, rappresentata da Vincenzo Gallo e da Giuseppe Palilla. La cooperativa, da 11 anni con sacrifici e liberi condizionamenti che pure sono stati tentati, gestisce alcune centinaia di ettari di terra strappate alle famiglie mafiose in contrada Gibesi e Virgilio dalle parti di Naro. Sequestri e confische si sono concretizzati grazie alla legge Rognoni-La Torre e alla ucume e caparbietà investigativa del giudice Rosario Livatino, ucciso da quella stessa mafia andata a nozze con la SID il 21 settembre del 1990. In questi giorni, ancora una volta, i terreni condotti dalla cooperativa guidata da Giovanni Loiacono insieme ai soci lavoratori devono fare i conti con l'arroganza mafiosa. Un vasto appezzamento di oltre 30 ettari coltivato a grano in contrada Gibesi è stato incendiato. Sulla natura dolosa ci sono pochi o nessun dubbio, i focolai sono partiti da punti diversi, addirittura da porzioni di terreni loro assegnati e divise da ampie strade asfaltate. Si tratta dell'ultimo episodio dei continui danneggiamenti avvenuti tra il 2019 e oggi, che hanno fatto registrare un'allarmante escalation. L'attività della cooperativa Rosario Livatino Libera Terra dà fastidio, dà ancora più fastidio il messaggio di legalità e affermazione dei valori anche di giustizia sociale. L'affermazione sul territorio dello Stato non piace ai mafiosi e ai delinquenti, anche quelli sulla carta estromessi dal possesso e dall'uso dei terreni confiscati ai criminali parassiti che sfruttano la povertà, l'ignoranza e la paura. A questo punto, continua l'associazione del giudice Rosario Angelo Livatino, ci rivolgiamo al prefetto di Agrigento Filippo Romano, al procuratore della Repubblica facente funzioni Salvatore Vella, al questore di Agrigento Emanuela Ricifari, alle forze dell'ordine, ma anche al Presidente della Repubblica, al Capo del Governo, al Ministro degli Interni, affinché con atti concreti si adoperano per affermare lo Stato di diritto e la legalità insieme alla democrazia dei cittadini onesti. A quel punto l'Associazione Amici del Giudice Rosario Livatino chiede che da subito e per il futuro sia attivato lungo i terreni di contrada Gibesi e Virgilio gestiti dalla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra da maggio all'avvenuta trebbiatura un sistema di vigilanza tramite torrette affidate al corpo forestale in cui i preposti possono segnalare in maniera tempestiva e utile i principi di incendio ai campi di cereale e limitarne quindi il danno. Per l'Associazione Amici Rosario Livatino questa soluzione servirebbe a dare un concreto segnale alla presenza dello Stato e del possesso esclusivo da parte dell'istituzione dei terreni sottratti alla mafia e alla criminalità. E già lo scorso 5 luglio del 2022 una manifestazione in solidarietà fu organizzata dal Cartello Sociale di Agrigento insieme ad altre associazioni di volontariato siciliano e diversi sindaci del territorio agrigentino, a testimonianza che la cooperativa non era sola. La solidarietà non basta più, oggi siamo ovviamente vicini alla cooperativa Livatino Libera Terra Mia, ma credo che le parole non bastino davvero più, anzi credo che siano divenute davvero inutili. È possibile pensare che ciclicamente quella che oggi è l'unica realtà creata sui terreni confiscati alla mafia possa rimanere ostaggio dei violenti? Questo quanto dichiarato dal sindaco di Naro in una sua nota stampa.